Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa di questa 50ª riunione del 2025. Si comincia con una prova per sole femmine di 2 anni che non abbiano vinto una corsa in carriera, quindi una Maiden per 8 puledre al via, corsa molto incerta in cui i favori del pronostico si dividono equamente tra Igea Trio, Intelligenzia e Ivanka GSO. Tutte al momento alla stessa quota di 2,75 alla quota fissa sul campo. Igea Trio e Ivanka GSO, due cavalli già con discreta esperienza, mentre Intelligenzia è al debutto dopo buona qualifica ed è attesa in egual maniera rispetto alle altre due. Macchina in movimento. All'1 Ilaria dei Greppi, Simone Levakovic, 2 Irina Coll, Tommaso Gambino, 3 Igea Trio, Giuseppe De Filippis, 4 Intelligenzia, Enrico Bellei, 5 Imperia Spritz, Manuel Pistone, 6 Isolde Gad, Emanuele Ossani, 7 Ira dei Greppi, Vincenzo Luongo, 8 Ivanka GSO, Antonio Di Nardo. Macchina che inizia a prendere velocità sulla curva di sinistra, si ritraggono i numeri alti, in particolare Imperia Spritz e Isolde Gad. Partite. È veloce Igea Trio che prende subito il comando delle operazioni con al suo esterno Intelligenzia, in corda Ilaria dei Greppi, poi a contatto dalla seconda fila Ivanka GSO che è partita bene, poi ancora allo steccato Ilaria Coll che precede Isolde Gad, mentre segue in terza pariglia Imperia Spritz, alla retroguardia c'è Ira dei Greppi. 15,6 per i primi 200 metri di corsa con al comando Igea Trio, in seconda posizione Ilaria dei Greppi, in terza allo scoperto c'è Intelligenzia, con in scia Ivanka GSO. 31,5 i primi 400 metri di corsa, con i quali Igea Trio ha assunto l'iniziativa e ora amministra il vantaggio ottenuto in fase di lancio. Igea Trio, Intelligenzia, Ilaria dei Greppi, Ivanka GSO con al suo interno Irina Coll, poi Imperia Spritz, Isolde Gad e Ira dei Greppi. Si viaggia sempre a ritmo abbastanza blando anche sotto alle tribune, il passaggio ai primi 800 metri di gara è in 1,4,3 sul piede dell'1,20 abbondante al chilometro. Continua in vantaggio Igea Trio, al suo esterno Intelligenzia, in corda sempre Ilaria dei Greppi, il chilometro passato in 1,23 dalla battistrada, che prova ora ad allungare in progressione. Al suo esterno Intelligenzia si trascina sempre Ivanka GSO, poi Imperia Spritz, in corda rimane in quota Ilaria dei Greppi. A 400 dal palo, una frazione in 15 sulla retta opposta alle tribune per Igea Trio, che ha allungato, ha cambiato ritmo per mettere in difficoltà le avversarie. Intelligenzia sempre di fuori, in corda Ilaria dei Greppi, poi Ivanka GSO all'ingresso della dirittura d'arrivo, è in vantaggio Igea Trio con 1,5 da gestire nei confronti di Intelligenzia. In vantaggio Igea Trio, Intelligenzia che prova con coraggio a ritornare, numero ma 1 Igea Ilaria dei Trio si Greppi svincola squalificato dalle rivali. Igea Trio che viene a vincere nettamente su Intelligenzia. Al terzo posto finisce bene Imperia Spritz, 1,18,1 con 31 per gli ultimi 400 metri di corsa, la vittoria di Igea Trio. Giuseppe De Filippis per il training di Marco Azzaroni del team Leoni e la scuderia Trio per la figlia di De Bank e Zante Trio. Ovviamente si tratta della prima vittoria in carriera. Al 9° tentativo si toglie la qualifica di Maiden Igea Trio.